Allora, prima c'era un messaggio del nostro telespettatore che diceva finalmente la parte istituzionale, pubblica, comprende l'importanza di un certo tipo di attività di supporto. Che cosa può dire a riguardo? Il fatto di aver scelto Veneto Sviluppo è stato anche una scelta d'orgoglio nel vedere come la finanza regionale, quindi la forza del pubblico che crede nel privato. Non dimentichiamoci che nei mercati fuori Europa questo processo è in atto da molti anni, cioè una Google che è considerata ed è la prima azienda al mondo ha ricevuto finanziamenti da parte dello Stato americano ingenti, investimenti molto importanti, perché hanno capito che questa infrastruttura che è Google al servizio del privato, al servizio delle aziende, agevola il riavvio dell'economia e supporto delle aziende. Se non ci crede lo Stato, se non ci crede l'ente pubblico, il fatto per me di aver incontrato Veneto Sviluppo mi ha dato un grande coraggio, una grande forza e una grande credibilità di poter andare io, a mia volta, assieme ad Evelon, a supporto delle aziende. Questo è un aspetto molto importante. È vero, e un consiglio che posso dare a chi ci ascolta, non sempre la capacità dei fondi è quella di riuscire a vedere il valore dell'investimento che si deve fare rapportato alle tempistiche necessarie per mettere in piedi una società o una start-up. Ma infatti questa è un po' forse anche la paura di molti. È la paura di molti. È anche vero che oggi ci troviamo di fronte a delle operazioni dove ci sono dei fondi che magari mettono a disposizione delle quantità di denaro, è difficile dire 50.000 euro sono ridicole, ma se facciamo un piccolo bilancio, un piccolo conto economico velocemente, partire con un'idea che non è stata sviluppata, andare a declinarla e quant'altro, arrivi alla fine che non hai il supporto. Una struttura come Veneto Sviluppo ha anche la capacità di integrarti nel tessuto imprenditoriale, di creare una certa relazione tra imprese. Questo è molto importante e di questo sono molto, molto orgoglioso. Cosa possiamo dire al riguardo? Quindi un po' un messaggio anche per tranquillizzare, ma per dare la giusta via da percorrere a chi invece avesse proprio bisogno di crescere, di avere un supporto ulteriore, per evitare errori, a volte terrificanti. La prima cosa da dire ai nostri imprenditori è prima di agire bisogna conoscere, affidarsi a persone competenti. E proprio per questo io credo che sia indispensabile, uso un termine forte volutamente, un'operazione di trasparenza e di conoscenza. Noi stiamo intensificando i nostri rapporti con le associazioni di categoria, i consorzi fidi e gli istituti di credito, che peraltro gli istituti fanno parte del nostro capitale sociale e quindi a maggior ragione si devono sentire ancor più responsabilizzati rispetto a quello che oggi stanno facendo o hanno fatto nel passato. Ma non è sufficiente. Io credo che oggi gli imprenditori mediamente conoscano poco gli strumenti che sono a disposizione e questo probabilmente è più una colpa nostra che nel recente passato, oggi, non siamo ancora stati in grado di renderli così noti. Allora in questa operazione trasparenza posso dire che noi a partire dal prossimo anno, provincia per provincia, creeremo degli eventi pubblici, aperti a tutti gli imprenditori, senza filtri, con la possibilità di interloquire direttamente con Veneto Sviluppo che peraltro oggi è lì, nel senso c'è un numero di telefono, gli uffici ci sono, siamo disponibili a ragionare con voi sui vostri progetti, ma in maniera massiva a partire dal prossimo anno faremo degli incontri pubblici provincia per provincia per spiegare agli imprenditori del commercio, dell'artigianato, della piccola industria, della media industria, del turismo, dell'agricoltura, che cosa avete a disposizione per migliorare le condizioni della vostra azienda. Oggi ci sono delle aziende che sono in quella cosiddetta fascia grigia, che se supportate, aiutate nei giusti tempi possono scavallare questa situazione di difficoltà. Poi ve ne sono altre rispetto alle quali i loro consulenti devono cominciare a dire non ci sono più le condizioni per andare avanti e ci vuole il coraggio di dire ci si deve reinventare attraverso un'attività diversa, bisogna cambiare. Allora, in un'operazione di grande chiarezza incontriamoci, parliamo. Ci saranno degli strumenti anche nuovi a partire dal prossimo anno. Vi dico solo che gli strumenti che abbiamo messo a disposizione per le garanzie oggi danno possibilità di avere 750 milioni di euro di affidamenti in questa regione, più garanzie di portafoglio, altri 250 milioni. Avere 1 miliardo di euro garantiti non significa aver risolto il problema degli imprenditori di questa regione, ma significa aver dato loro quantomeno una speranza in più per poter andare avanti nella loro attività. E quindi
buttarsi dove c'è il paracadute, dove siamo sicuri, però bisogna anche fare una scelta importante, se no si resta fermi, si rischia di soccombere. Non vedo Veneto Sviluppo come un paracadute, ma come un razzo No, di lancio. no, nel senso che comunque diciamo che la partecipazione regionale può dare in qualche modo, oddio, una certa maggior tranquillità e forza, insomma, diciamo, si spera, perché sennò... Io l'ho interpretata come un'operazione di forza, condivido quello che dice, è buttarsi, sì, buttarsi verso una strategia che ovviamente si è condivisa all'interno del proprio management, dopo aver valutato quelli che possono essere i rischi anche di probabili errori nella nuova strategia. Certo, oggi le aziende devono cambiare. Io oggi mi trovo di fronte a delle aziende che operano attraverso degli installatori, dei rivenditori e sono fermi nel loro prodotto eccellente, e demandano all'installatore e al rivenditore tutto il rapporto col consumatore finale. L'installatore e il consumatore non ha la cultura di creare un rapporto one-to-one, se io vado a casa di una persona a installare una caldaia o a installare un automatismo per cancello, o ad esempio un'operazione che stiamo iniziando a studiare per il cambio di un pneumatico. Quello che viene definito il rapporto B2B2C, cioè dall'azienda che produce al rivenditore e al consumatore finale. Questa filiera trova nelle logiche di una strategia digitale, quando parliamo di comunicazione non è estesa solo come pubblicità e advertising, ma nella gestione della filiera per arrivare a far dialogare chi produce con chi utilizza quel prodotto. Chiarissimo, il messaggio è chiaro. A questo punto, adesso stanno arrivando anche altri messaggi, dopo magari avremo modo di vederli, ma avremo modo di rivederci, mi farebbe molto piacere, tra un po' di tempo, per capire come è andato, quindi varie start-up che vi hanno preso, come state andando voi, quindi anche un messaggio che può essere importante e costruttivo, e naturalmente quali sono i nuovi approcci di Veneto Sviluppo sul territorio con le aziende del territorio. Avete visto i siti internet, ci sono, quindi del Veneto Sviluppo che comunque l'abbiamo anche mostrato prima, e poi di Develon per capire le modalità, e quindi un esempio anche importante e significativo. Le nostre trasmissioni potete rivederle naturalmente su YouTube oppure sul nostro sito dove vengono scaricate, oppure potete seguirci direttamente come sempre in streaming, oppure anche su Facebook. Grazie ancora, arrivederci, vi aspetto questa sera alle ore 21 sino alle 23 per il classico talk show, per il consueto talk show di attualità e di politica. Tema sarà la legge di stabilità. Avremo sindacati, politici, istituzioni, quant'altro presenti in studio, e cercheremo di analizzarla e vedere i pro e i contro. Effettivamente è una buona legge, una buona finanziaria, come la vedrà l'Europa, come la vedete voi? Partecipate come sempre, io vi aspetto. Buona giornata e a stasera.